primavera del 26 per i comuni andati alle urne nell'autunno 2020 causa Covid. Potrebbe fare da apripista la proroga di 6 mesi della giunta Zaia. Lega e Fratelli d'Italia dicono le cose non cambiano, il PD contrario, si deve votare nel 25. Tante denunce sulla situazione al collasso nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, questa volta però il grido d'allarme arriva direttamente dai detenuti in esclusiva ai nostri microfoni. Paura nella tarda mattinata ad Asiago, dove un aereo da turismo con 4 persone a bordo è precipitato in strada prima di raggiungere l'aeroporto, gravissimo il pilota. Nella notte quarta, giovane vittima della strada nella Marca in appena 7 giorni. A Maseri il 29enne Luca Gazzola di Altivole si schianta con la sua auto contro un platano, i genitori sotto shock, coinvolta un'altra autovettura che ha visto Parli. Senza patente, 32enne si mette contromano sulla 4 per scappare alla polizia, pericoloso inseguimento da Padova a Verona. Piogge abbondanti, forti raffiche di vento e neve anche in collina dalla tarda serata e per tutta la giornata di domani. Ondata di maltempo in Veneto, allerta gialla per 2 bacini idrografici. Potrebbe arrivare a breve nelle chiese di Mestre il POS per raccogliere le offerte in digitale. La proposta arriva da Don Gianni Antoniazzi, sacerdote della chiesa di Carpenedo. Creazioni artigianali, semplici o elaborate. Riparte da domani la rubrica di Antena 3 Il tuo presepe, dedicata alle vostre natività. Mandate i vostri video e li mostreremo ogni sera. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito la politica in apertura del TG. Questa sera lo avete sentito dai titoli. Dopo la circolare del Viminale che prevede una proroga di 6 mesi per comuni andati al voto nell'autunno 2020 e 2021 a causa dell'emergenza Covid, ora ci si chiede se accadrà lo stesso anche per le elezioni regionali in Veneto, un'ipotesi che divide i partiti. Non è che si possa procrastinare di molto la durata della legislatura e credo che ci vorrà un confronto tra le forze politiche perché allo stato attuale diciamo le elezioni regionali il Consiglio regionale già ha avuto una durata diciamo superiore in precedenza e quindi potrebbe essere un'anomalia dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni. L'auspicio del segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella è che per le regionali in Veneto non accada quanto previsto per i comuni andati al voto in piena emergenza Covid nell'autunno 2020 e 2021 e per i quali il Viminale ha previsto una proroga di 6 mesi, anche perché, spiega il senatore Dem, il percorso per le regionali è diverso da quello per le amministrative. Le regioni possono indire autonomamente le elezioni, si è votato in autunno anche in questo turno elettorale per modificare diciamo la previsione che al momento è per l'autunno del 2025 ci vorrebbe una legge nazionale o un decreto da convertire in legge da parte del governo, mentre come ho detto per i comuni avviene già con le leggi che sono in vigore, quindi non so se sarà così. Al momento non c'è nulla di ufficiale e sia centrodestra che centrosinistra stanno lavorando in vista della scadenza naturale del 2025, ma non si può negare che lo slittamento alla primavera 2026-2027 per le amministrative potrebbe fare da apripista ad un rinvio anche delle elezioni in Veneto, dove si era andati alle urne nel settembre 2020. E non credo che cambi tantissimo. Credo che la cosa più importante sarebbe quella di riaccorpare le elezioni in una finestra durante l'anno, perché abbiamo visto tanta disaffezione da parte anche dell'elettorato. Io credo che concentrare le elezioni magari in un election day all'anno potrebbe essere utile e non farebbe vivere questo paese in una campagna elettorale costante. Non credo sarebbe un grandissimo problema, nel senso che il centrodestra governa già questa regione, lo fa dalla notte dei tempi. Sapere che possa farlo con un governatore o con un altro per pochi mesi credo non ci cambi nulla. Quello che cambia è che non dobbiamo dedicarci costantemente alle campagne elettorali. Una proroga che potrebbe cambiare gli equilibri tra i partiti e all'interno delle stesse coalizioni. E non c'è dubbio che il 2026 è veramente un tempo politico lontano. Rispetto al quale possono succedere tante cose dal punto di vista internazionale, dal punto di vista della tenuta stessa di questo governo. Nessuna preoccupazione in tal senso per De Carlo e Villanova. Io credo che dal nostro punto di vista non cambierà molto, nel senso che per noi il prossimo candidato alla presidenza dovrà essere un leghista e quindi penso che sia ottobre 25 o primavera 26 questo non cambierà, quindi continueremo a lavorare per arrivare a questo risultato. Troveremo il miglior candidato
credo che il miglior candidato lo sia che si voti ad ottobre 2025 che si voti a febbraio-marzo del 2026. In attesa di capire cosa succederà per le elezioni regionali, accerta invece la proroga di 6 mesi decisa dal Ministero dell'Interno per quanto riguarda i comuni andati al voto nell'autunno 2021. In Veneto, coinvolte oltre 120 amministrazioni, si prospetta di fatto un 2025 senza elezioni comunali di rilievo. 2020 e 2021. Il Covid continuava a registrare contagi e purtroppo vittime. Le misure di prevenzione molto rigide, una situazione che portò alla decisione di far slittare le elezioni amministrative dei comuni al voto in quel periodo nell'autunno del 2020 e del 2021, quindi oltre la finestra elettorale normalmente indicata dalla legge per le votazioni è prevista tra il 15 aprile e il 15 giugno. Per queste amministrazioni locali sono arrivate ora importanti novità, con una proroga di 6 mesi per il ritorno alle urne. Significa che i comuni nei quali si era andato a votare nel settembre 2020 saranno chiamati nuovamente ad esprimersi per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nella primavera del 2026, mentre quelli andati al voto nell'ottobre 2021 torneranno ai seggi nella primavera 2027. Le prefetture sono state informate della decisione del Viminale attraverso una circolare che fissa le nuove scadenze. In Veneto ad essere coinvolti oltre 120 comuni. Furono 40 quelli andati al voto nel 2020 e 83 nel 2021, numeri che potrebbero subire qualche modifica, visto che nel frattempo ci sono stati accorpamenti o commissariamenti. Tra le amministrazioni che nella primavera 2026 andranno nuovamente alle urne spiccano Venezia e Castelfranco. L'anno successivo, tra gli altri, toccherà Conegliano e Chioggia. Cambiamo argomento, parliamo di carceri. Un grido d'allarme si alza direttamente dai detenuti del carcere di Venezia. Siamo 280 detenuti su una capienza di 150. Le grida arrivano da una delle finestre sbarrate del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, in una fredda mattinata d'inverno con la testa tra le sbarre per riuscire a farsi sentire. Alla vista delle nostre telecamere alcuni detenuti ci chiedono di raccontare attraverso la loro voce le condizioni in cui si vive nella struttura. Molto male, rubano anche i soldi quando fai la spesa. Acqua alla spente calda, il scaldamento non funziona, I scaldamenti non funzionano nei corridoi. C'è gente che deve non andare alla psichiatria, non qua a carcere, deve uscire da carcere, deve stare alla psichiatria. Ci sono gente malati, ci sono gente che vuole tutto il giorno suicidare. L'ultimo suicidio, lo scorso 5 novembre, il terzo nel carcere veneziano dall'inizio dell'anno, il 79esimo in Italia. Una situazione al collasso, quella di Santa Maria Maggiore, che da tempo è sotto gli occhi di tutti, con le tante, troppe denunce, soprattutto nell'ultimo anno, di sindacati politici ma anche agenti di polizia penitenziaria, a loro volta in condizioni al limite con turni di servizio e carichi di lavoro massacranti, oltre alle aggressioni. Marco, usiamo un nome di fantasia, ha 26 anni, poco meno di un anno e potrà tornare libero. Ci racconta che così non è umano scontare una pena e lancia un appello, l'ennesimo. Chiediamo che sia sfollato un po' il carcere, perché siamo in troppi qui dentro. Un grido disperato con la speranza che non resti tra quelle mura e prima di rientrare nelle celle un pensiero dal carcere veneziano va a Giulia Cecchettin. Siamo tutti con Giulia, pace all'anima sua. E ora la cronaca, paura nella tarda mattinata di oggi ad Asiago, dove un aereo con dentro 4 persone è precipitato in strada prima di raggiungere l'aeroporto. Il pilota aveva inviato l'SOS alla torre di controllo dell'aeroporto di Asiago per un'anomalia riscontrata durante il volo, ma l'aereo, portato da un 48enne tedesco al cui interno si trovavano altre 3 persone, non è riuscito a raggiungere la pista per l'atterraggio ed è precipitato poco distante, proprio sulla strada nella zona di via San Domenico. Un atterraggio duro, come si dice in gergo tecnico, ovvero molto brusco, ma il pilota ha davvero evitato il peggio. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni passaggi
passanti che hanno aiutato i passeggeri a uscire dal mezzo. Per il pilota, rimasto incastrato, si è dovuto attendere l'arrivo dei vigili del fuoco, accorsi dal locale di staccamento che l'hanno estratto dalle lamiere. Gravissimo il 48enne, trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Vicenza, dove si trova ricoverato in rianimazione. Feriti, anche se in maniera lieve, 2 dei passeggeri, mentre il terzo versa in condizioni più serie. Tutti e 3 sono stati portati al nosocomio di Asiago per accertamenti e cure. A causa dell'urto violento con il terreno, l'ala contenente carburante si è pesantemente danneggiata e si è verificata una perdita di cherosene. Per questo, oltre ai pompieri, anche personale dell'ARPAF per eseguire gli accertamenti del suolo. Sul posto anche polizia locale e carabinieri. E dobbiamo testimoniarvi l'ennesima giovane vittima sulle strade della Marca. Dovevamo capire cosa è successo. Se è andato fuori strada da solo, se c'è stato qualche ostacolo, qualcosa provocato un incidente. Chiedono di fare piena luce sulla dinamica che ha portato alla morte del figlio i genitori di Luca Gazzola, l'ennesima vittima sulle strade della Marca, che a bordo della sua Mazda Spider è andato a sbattere violentemente contro un platano lungo la Schiavonesca Marosticana Maser, un impatto violentissimo con il 29enne deceduto sul colpo, nonostante i tentativi disperati degli operatori del SUEM 118 accorsi sul posto con i vigili del fuoco di Montebelluna. Perché voi non siete sicuri del fatto che sia una fuoriuscita autonoma? Sì, non siamo sicuri, no. Perché abbiamo visto la frenata, sì, un po' strana, ci sembra sia una fuoriuscita autonoma. C'è stato qualcosa, un ostacolo, qualcosa per cui abbia strizzato e dopo è fatto sbattere sul platano. La madre Maria Rosa, così come il papà Lucio, non si dà pace. Il suo appello è disperato quanto preciso. Forse qualcuno ha visto qualcosa, forse c'è stato qualcuno che faccia avanti per capire la dinamica. Non perso un figlio. A San Vito di Altivole, nella casa di famiglia, c'è una cappa di dolore. La sorella Sabrina ricorda Luca come un ragazzo sorridente, sempre preciso. Da poco era diventato zio e si era trasferito con la compagna nell'abitazione a fianco. La passione per i motori era diventata anche un lavoro. A piangerlo sono i colleghi delle industrie Comacchio Ariese, a una manciata di chilometri. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri, che però escludono l'ipotesi di un'auto pirata, ma anche il coinvolgimento di terzi. Chiaro che la loro intenzione è comunque quella di non lasciare nulla di intentato. Eccessiva velocità e distrazione le ipotesi prevalenti su una strada drammaticamente nota. Una tragedia, l'ennesima tragedia su questa strada che nel corso dell'ultimo ventennio ha visto diverse vittime purtroppo. Come comunità ovviamente siamo vicini alla famiglia di Luca che purtroppo questa notte su questa strada ha avuto questo tragico evento. Pericoloso inseguimento in A4 nella notte. Un pericoloso inseguimento in autostrada per 30 km, quindi gli agenti riescono a fermare l'uomo alla guida senza patente e contromano. Tutto inizia quando verso le 3 della notte una pattuglia della Polstrada vede una Renault Clio nera che dall'area di servizio Limenella, nella zona di Padova Ovest, si mette sulla 4 contromano e a forte velocità. Inizia così l'inseguimento con l'auto in fuga che poco dopo inverte la marcia e si pone nella direzione corretta. Nel frattempo, dai controlli, emerge che alla guida della Clio c'è un 32enne italiano senza patente. Inoltre l'auto era già stata sottoposta a fermo amministrativo. Quando l'auto viene raggiunta e fermata, improvvisamente il conducente riesce a ripartire ad altissima velocità in direzione di Milano. Nuovo, lungo e complesso inseguimento che si conclude in provincia di Verona, quando la Clio finisce il carburante e si ferma in una piazzola di sosta. Ma non è finita davvero, perché il conducente, nel disperato tentativo di fuggire, esce dal finestrino destro e cerca di scavalcare il guardrail, ma viene bloccato in tempo dagli agenti, tra l'altro prima di scivolare nello strapiombo ai bordi della strada. Una fase concitata in cui tutti e 3, conducente e i 2 poliziotti, si feriscono, ma non in modo grave. Il 32enne così viene arrestato e condannato dal Tribunale di Verona a 4 mesi di reclusione, pena sospesa. Nuova ondata di furti nell'Alta Padovana.
Vengono perpetrati furti contemporaneamente, più o meno sempre intorno alle 20 di sera, in più case, quindi diventa un fenomeno non solo chiaramente di pericolo, di paura, ma davvero incontenibile. Furti e ancora furti. Nei comuni dell'Alta Padovana la situazione, secondo le parole degli stessi sindaci, è drammatica. Le abitazioni vengono visitate dai ladri quasi sempre dal tardo pomeriggio e l'ora di cena, a volte anche in più abitazioni contemporaneamente. La rabbia, la preoccupazione e la paura continuano a crescere tra i cittadini. Anche l'assessore alla sicurezza ha avuto la casa svaligiata. Trasera sono venuti 4 ladri in casa alle ore 20, in realtà 3 sono entrati dentro casa e uno è rimasto fuori, diciamo a fare il palo in macchina. Sono rimasti all'incirca 20 minuti, fortunatamente non hanno portato via grossi oggetti di valore o quant'altro. Il rammarico più grande è appunto vedere nel viso dei miei figli la paura. Pensate che solo ieri sera abbiamo avuto nella stessa fascia oraria ben 6 furti tentati, di cui 2 purtroppo anche riusciti. Quindi significa che per quanto impegno ci sia da parte delle forze dell'ordine, davvero è diventato un fenomeno che non si riesce più a controllare. Il clima è di grande paura, soprattutto da parte delle fasce più fragili della cittadinanza, nonostante nel nostro comune sia molto attivo anche il controllo del vicinato. Oltre 200 i cittadini di Villa del Conte iscritti ai controlli di vicinato e poi incrementata la videosorveglianza, la lettura a targhe, il controllo dei varchi d'accesso al comune, ma anche l'unione di comuni più sindaci dell'Alta e sinergia tra loro che hanno la delega alla sicurezza, ma non basta. Manca l'aiuto da chiamiamoli piani alti. Molte volte i ladri vengono arrestati ma vengono rilasciati un'ora dopo, quindi ci serve un intervento dall'alto perché le forze dell'ordine non ce la fanno più a gestire questa situazione. Nel Trevigiano ora 2 quindicenni vestiti da militari e armati con fucili soft air si fingevano appunto militari e fermavano le auto come fossero un posto di blocco. Patente e libretto, armati di fucile, pistola Glock, vestiti da militari con mimetica, giubbetto antiproiettile, elmetto, giberne, provvisti di cartucci e visori notturni, fermavano le auto in transito su via Volta a Ponzano. Protagonisti 2 quindicenni di Treviso che con armi da soft air fedelissime alle originali hanno pensato di seguire un trend social, una challenge, fingendosi militari improvvisando un posto di blocco. Erano le 17:30 di giovedì quando un signore a passeggio con il cane ha notato nella luce soffusa dei lampioni di sera 2 militari che camminavano armati di tutto punto per il paese ma privi di vettura. Insospettito ha allertato la polizia locale che ha colto in flagrante i 2 mentre fermavano un'auto al cui conducente veniva chiesto di mostrare patente e libretto. Quello che è successo è davvero sconcertante. Questi ragazzi non si sono resi conto che non era solo un gioco, è stato un atto, ritengo, scellerato perché poteva portare a conseguenze anche peggiori. Armi, seppur finte, che sembravano vere, avessero fermato magari un malintenzionato, un ladro in fuga, visto il periodo anche sfortunato, questo periodo autunnale preserale in cui avvengono i colpi nelle case, o magari un agente di commercio che magari tratta preziosi e che ha armi con sé, a fronte di una persona che ti punta una pistola e che magari comprendi che effettivamente non è un carabiniere o non è un altro addetto alle forze dell'ordine, chissà che reazioni poteva capitare. I 2 minori fermati dalla polizia sono stati condotti in ufficio e, sentito il magistrato dei minori, denunciati a piede libero per minacce e usurpazione della funzione pubblica e riconsegnati alle famiglie. Non fa sconti il sindaco Baseggio. Io credo che manchi qualcosa in questa società, in questi giovani, ma anche nelle famiglie, perché non può essere che non ci si accorga che tuo figlio abbia armamenti del genere, vestiario del genere ed esca a fare bravate del genere. Non possiamo dar sempre la colpa alla noia, alla mancanza di iniziative e di proposte. Qui mancano dei valori e ci si affida troppo spesso ai social, a questo mondo virtuale. La scelta fatta tantissimo tempo fa di togliere il servizio militare è stato un errore per quanto mi riguarda. Adesso bisognerebbe tornare in tempi brevi ad attivare un servizio che possa essere di servizio civile.
Cambiamo pagina, maltempo in arrivo dalla tarda serata di oggi e per tutta la giornata di domani. Previste precipitazioni diffuse sulle prealpi centro-occidentali e pianura centro-meridionale. Prevista neve in montagna anche a bassa quota fino ai 600 metri. Invece è più consistente a partire dai 1200 sulle prealpi veronesi e vicentine. Domenica sono previsti venti da tesi a forti dai quadranti orientali sulle dorsali prealpine su pianura e costa. La Protezione Civile del Veneto per questo ha diramato un avviso di criticità idrogeologica valido fino a lunedì. Allerta gialla per criticità idrogeologica nei bacini del Po, Basso Adige e Brenta Bacchiglione. E potrebbe arrivare a breve nelle chiese di Mestre il POS per raccogliere le offerte in digitale. La Chiesa deve mostrare il segno di saper tenere in qualche modo il passo della gente. Dunque se una volta si è passati dal baratto alla carta moneta e la Chiesa ha mantenuto vivo il rapporto con la gente, in questo caso anche adesso forse sarebbe il caso di mantenere il segno di una Chiesa capace di dialogare con la vita della gente. E stare al passo include anche le offerte dei fedeli durante la messa, che come propone Don Gianni potrebbero avvenire tramite pagamenti digitali. Pagamenti tracciabili educano ad essere molto più lineari anche di fronte allo Stato, di fronte alla legge. E per questo motivo anche educativo sarebbe importante forse che anche da parte nostra la parrocchia potesse dare l'esempio, così con un segno umile. Si tratta di trovare il mezzo, le applicazioni, il QR code per essere più, attenti alla sensibilità della gente, perché in qualche modo il bancomat comporta sempre un sacco di spese ulteriori, no? Mentre invece ci sono molte altre strade che rendono tutto più agevole, più libero, più sereno. Le offerte riguarderebbero anche altri aspetti della vita comunitaria, come l'accensione di candele votive o il contributo per opere caritative. La gente ci sta sostenendo davvero molto e anzi noi siamo in grande debito, perché anche con tutti gli ultimi lavori che abbiamo fatto la gente non solo ha aiutato, ma si è resa proprio protagonista. Uno dei fattori che ha spinto verso questa riflessione è stata la pandemia, che ha accelerato la transizione verso metodi di pagamento elettronici, ma Don Gianni rassicura chi volesse continuare col vecchio sistema. Gli anziani possono continuare a vivere come hanno sempre fatto, usando la loro moneta. Io ho avuto con me mia madre e mia madre credeva proprio soltanto alla carta. Dopo il Covid, francamente, vedo che anche molte persone anziane hanno cominciato a fare affidamento su altri dispositivi. Dobbiamo trovare uno strumento adeguato. E poi la proposta parte sicuramente, ma non siamo mica i primi. Vedo che tante altre parrocchie in Italia hanno già mosso dei passi notevoli in questo senso e credo che si possa in qualche modo fare come gli altri, un passo anche noi umile. Natale si avvicina e quindi riparte da domani la rubrica di Antenna 3, Il tuo presepe. Da quelli classici a quelli realizzati all'interno di bottiglie o vecchie credenze, in legno, in cartapesta o con materiale riciclato, diversi, ma sempre legati alla tradizione, sono i presepi che non possono mancare durante le festività natalizie e con loro non può mancare la rubrica di Antenna 3, Il tuo presepe, dedicata alle vostre creazioni. Atteso e richiestissimo da voi telespettatori, anche quest'anno torna lo spazio nei nostri telegiornali, dedicato alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Siamo pronti a raccogliere e mandare in onda le immagini del grande mistero della nascita di Gesù. Basterà inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi, realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. E se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri, perché il Natale è più bello se condiviso. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso: 351 1755 340. Specificate il vostro nome, cognome e il vostro comune di residenza. Noi siamo pronti a ricevere i vostri video e condividerli assieme per un Natale magico.
Chiudiamo così l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla, come sempre, il meteo a tutti. L'augurio di una buona serata. Arrivederci.